E allora siamo qua nell'ufficio del sindaco, salutiamo Alessandro Ferro, insomma era un po' di tempo che non avevamo il piacere di intervistarlo direttamente. E niente Alessandro, sappiamo che c'è una situazione, ormai ci sono diverse situazioni di criticità, però quelle che sul tavolo sono forse più imminenti sono quelle relative al giudice di pace. Esatto, permettimi Andrea intanto di precisare che già quest'estate si è un po' aggravata la situazione all'interno dei giudici di pace, però la nostra volontà, che sia chiara, è quella di fare il possibile e l'impossibile per mantenere questo servizio all'interno della città. È un ufficio al quale non possiamo permetterci di perderlo. Purtroppo però ci sono verificate delle situazioni un po' paradossali. C'è stata una serie di contenziosi, una serie di azioni da parte dei dipendenti che svolgono lavoro all'interno dell'ufficio giudice di pace che hanno messo nelle condizioni di difficoltà questa amministrazione. E quindi non è possibile rimpiazzare i dipendenti che svolgono l'attività all'interno dell'ufficio giudice di pace in forma coatta, devono essere volontariamente disposti ad effettuare la loro prestazione lavorativa all'interno di quell'ufficio, cosa che noi abbiamo sondato più volte, abbiamo parlato anche personalmente con dei dipendenti per motivarli ad effettuare la loro attività lavorativa presso quell'ufficio. Purtroppo però nessuno è disposto ad andare a lavorare nell'ufficio del giudice di pace. Questo dovuto anche a una normativa che vede delle competenze in termini di indennità giuridica che non gli viene riconosciuta, ma hanno un'indennità da dipendente comunale quando svolgono funzioni per il Ministero di Grazia e Giustizia. Quindi anche questa cosa è paradossale, è dal punto di vista normativa incomprensibile, però la situazione è questa. Essendo dipendenti comunali devono avere una retribuzione da dipendente comunale, mentre le funzioni che svolgono sono ben diverse e loro chiedono di essere parificati a una indennità di funzione giudiziaria, cosa che invece non avviene. Questo è il problema principale. Non dimentichiamoci che c'è anche un secondo problema, che è quello dei contributi, diciamo, della ripartizione delle spese, che i comuni di Cona e Cavarzere un po' nicchiano. Cona ha fatto una delibera di cui è disposto a contribuire in modo forfettario con una cifra molto rivista. Cavarzere invece, per un concetto di ripartizione che non siamo riusciti a trovare la chiave, non vuole contribuire anche in quota parte alle spese per il funzionamento del giudice di pace. Questo sarebbe anche un ulteriore problema che ci vede già da 2 anni a questa parte come amministrazione che ci stiamo facendo carico totalmente delle spese anche in favore di altri comuni. Questo è inaccettabile. Certo. Senti, i problemi della città sono tanti, è una città complessa, lo sappiamo, ma per quanto riguarda le partecipate, sai, in questi giorni insomma, sono arrivate un po' alla ribalta dell'opinione pubblica il fatto che l'amministrazione comunale, per forza di legge, dovrà uscire praticamente sia da SST che per quanto riguarda anche la Terminal Crociere. Sì, esatto. C'è la legge Madia che prevede alcuni requisiti per le partecipate. Nella società che il CTC non riesce a fare a raggiungere questi obiettivi, per cui ci troviamo di fronte all'ennesimo problema derivato dal governo, derivato da una normativa. I dipendenti all'interno di queste partecipate non possono essere riassorbiti all'interno del comune e quindi anche in questo caso viene tutto scaricato sulle amministrazioni comunali, che devono da una parte far quadrare i bilanci e chiudere queste partecipate e dall'altra salvaguardare l'aspetto economico e lavorativo dei dipendenti. Ma quindi queste partecipate che futuro ci sarà? Ora abbiamo deliberato una ricognizione delle partecipate, abbiamo 1 anno di tempo per cercare di modificare o raggiungere quegli obiettivi, o altrimenti bisognerà valutare anche in questo caso qual è la soluzione migliore per la nostra amministrazione. Però la chiusura, l'uscita dalle partecipate può essere una situazione verificabile.
Concludendo, Andrea, ci tengo a precisare che CTC, e per quanto riguarda le crociere, questa amministrazione ci crede nonostante ci siano queste difficoltà dal punto di vista normativo, e la stessa cosa riguarda anche la società Ortomercato, che è la partecipata indiretta di secondo livello di SST. Per quanto riguarda l'agricoltura, che è un settore importante, non può essere trascurato nonostante ci sia questo aspetto normativo che ci mette in difficoltà. Vabbè, aspettiamo ulteriori sviluppi in seguito. D'accordo, grazie. Okay, grazie. Ciao Andrea. Ciao.